Ciao a tutti, perché sto facendo questo video così? Perché io non dovrei farlo, dovrei essere già morta, dovrebbe essermi già capitato qualcosa, non dovrei avere questo equilibrio, non dovrei stare con la testa in giù perché sono a rischio glaucoma negli occhi, ho dei problemi gravi agli occhi, non dovrei dare peso al cuore perché facendo così tutti gli organi schiacciano il cuore ed io ho una miocardia ipertrofica ostruttiva. È questo, io ho dei dolori cronici, soprattutto causati da post dell'operazione. Qui ho un filo d'acciaio che mi lega lo sterno fino a qua. Ho una malattia genetica rara, si chiama sindrome di Noonan. Qui se vedete ho il collo ipertrofico, ho il muscolo trapezio più accentuato. Non dovrei fare questi esercizi perché mi causano molto dolore, ma in realtà mi fanno stare molto bene. Non dovrei allenarmi in palestra, non dovrei fare molte cose e io invece le faccio. Perché ho rischiato con l'operazione al cuore di morire in ospedale e preferisco invece morire facendo queste cose, morire vivendo, andando a correre o allenandomi, fare altre cose che mi fanno sentire viva. Il problema più grave sono i capelli perché facendo alcuni esercizi mi fanno scivolare. Quando meno sono i problemi ai piedi, cioè la luce valgo, il piede piatto e l'ipercheratosi, cioè un'iperproduzione di calli. Comunque i miei farmaci, i miei antidolorifici li prendo tutti i giorni. Ho un rapporto col dolore con cui convivo ed allenarmi mi aiuta ed era una cosa che non facevo da anni a causa delle operazioni che ho fatto e finché riesco, finché posso, voglio continuare a farli. Una delle maggiori difficoltà che sento è fare il ponte, cioè andare giù a fare il ponte e la flessibilità delle scapole perché appunto ho lo sterno fatto male e col filo d'acciaio non ho molta flessibilità, però io ci provo. La sindrome di Noonan, l'insieme di malattie con la quale sono nata e con le quali convivo. Questo è quello difficile. Perché non so dove cazzo mettere i capelli. Però ce l'ho fatta.